Ci sono dei momenti che quando vai a fare delle esplorazioni, a volte ti mettono senza parole. Infatti questo posto mi ha messo senza parole. Dai colori, la sua bellezza. Era praticamente così rilassante. Vedevi e sentivi un'energia così pazzesca che qui sì, ti senti libero e di ascoltare la natura dove ci nasconde tante cose belle. E oggi andremo a scoprire una delle zone più immense sullo stagno che c'è qui a Macchiaretto. Uno strano edificio, così misterioso ed è tutto abbandonato. Che cosa ci potrebbe essere qui dentro? Guardate. Ci sono anche i nostri piccoli amici. Ma quello che so, che è un posto veramente così bello che... Siete qui, piccoli bambini piccioni. Che vorrei tanto scoprire. Ehi, c'è qualcuno? Che cosa racconta? Eccoli là, ciao! Bene, santi Dio. Deserto. Non c'è nemmeno qualcosa che ti possa attirare l'attenzione. Una curiosità si potrebbe vedere in questo reparto. Però ho notato che non c'è niente di particolare. Posso dirvi solamente che c'è un bel panorama, guardate. La Sardegna ho sempre avuto un debole per lei. Mi sarebbe sempre piaciuto salvarla. Praticamente In certi posti dove c'è io adoro la l'inquinamento, natura, ma sarà molto difficile di da questo salvarla. anno nuovo Perché quando 2025. uno non ha il potere, ci sarà sempre la difficoltà. Anche quest'anno sarà molto dura. Anche quest'anno sarà molto dura. Dura. Gli ostacoli della vita. Per farvi capire che non tutti siamo perfetti. Anch'io sto creando ostacoli e problemi, ma cercherò di andare avanti, che io possa di nuovo non so come spiegarvelo.
un giorno mi rialzerò. Questo voglio dire. Perché purtroppo non tutti siamo uguali, però la natura si fa dimostrare che è sempre uguale, guardate. Come dice il professor Malcolm del film di Jurassic Park, la vita vince sempre, la vita trionfa. Infatti ha ragione. Ma qui c'è anche un'altra cosa molto importante. Lo vorrei uno. Sì, però dove cavolo non me lo metto? In borsa? No, non c'è spazio. Io vorrei piantare una pianta in casa mia e mi manca a me il vasetto. E guarda quanti vasetti che qui ci sono. Sono fantastici. Ma non so dove cavolo metto. Vediamo qui dentro se si può entrare. Dentro? Oh, chiusa chiave. Come disse il maestro Miyagi del film di Karate Kid, dice che la tua passione che fai è più ricco di una persona che lavora e guadagna soldi. La passione è più ricco di quella persona, perché noi stiamo trasmettendo l'emozione nostra da altre persone che vogliono fare la loro esperienza, e questo è veramente epico. Mica la cosa giusta, vero? Sì. Quello che dice il maestro Miyagi. La passione è la cosa più ricca che esista nel mondo. Oh, da qui possiamo entrare. E da qui possiamo entrare, però secondo me è molto stile tipo ladri. Ma tanto guarda, poco una data ci sono arrivato. Ma qui ci sono tutte notizie, giornali attaccate su questa piattaforma di legno. Avevo dei pensieri qui, in questa casa. Mi sentivo di essere come se fossi un intruso. Ma noi non siamo intrusi. Siamo solamente dei curiosi che vogliamo scoprire come mai è stata abbandonata questa struttura. Come mai? E quindi ho deciso di entrare per darci un'occhiata e scoprire per quale motivo hanno dovuto abbandonare una struttura del genere. Eccolo qua, trovato. Questo qua, c'è che prenderlo? Che un problema al pollice. È il mattone gigante. Sarà un po' pesantino. Prova. Così siamo alti. Qui non c'è qualche sedia. Forse è questo. Ok. Forse è questo qua. Ok, ho trovato. Ok, Charlie, ok, sta lì. Minchia. Praticamente questo siamo dentro qui. Questo edificio, che cos'è questo? Gilla vedi. Ah, vedi. Sono delle batterie. Sì, guarda questa
Cos'è il sale? Sì, però non capisco perché ci sia questo. Minchia, per fare qualche rituale. Porca miseria, guardate. Cos'è il sale, ragazzi? Che sale questo? Masol 4 tipo A. Solfato di magnesio. Ah beh, forse prima era il magnesio, adesso è diventato sale. Cosa c'è? Stampante, il telefono, il fax. Sì. Questo sarebbe il bagno. Dovrebbe essere il bagno. No, anzi, forse la cucina. Da brivido. Appena ho visto questo coltello, ho subito pensato a tantissime di quelle cose che giuro che avevo la pelle d'oca. Ho avuto tanta di quella paura e me ne sono andato subito via perché non volevo farvi far vedere queste cose, ma purtroppo l'avete visto. Non saprei che cosa sia successo, ma Nel 2006 mi ricordo che non ero al sicuro. nel cesso non funziona. Infatti non funziona. Il deodorante, aspetta poco, che schifo, c'è la puzza. Voglio accendere. Ok. Siccome c'è molta puzza, adesso qui spruzziamo il deodorante. Mentre siamo sopra. Via. Automatici. Sopra, vero? Perché non i funghi bianchi? Questi funghi, cioè, sono bianchi, si possono usare. C'è qualcuno? Ragazzi, piano. Non ci posso credere. Questo è un problema, ragazzi. Qui c'è la soffitta. Le presenze oscure sono sempre state sempre qui sopra nei film horror. Non sono mai salito nella soffitta di horror. Non ci posso credere. Che cosa ci sarà qui dentro, ragazzi? Ho sempre pensato questa situazione. Non sono mai salito in una soffitta, ma per la prima volta salirò per voi.